Già lo so. State aspettando questo magico sanguinaccio di carnevale? Guardate che spettacolo, che consistenza, con tanto ovviamente vedete dentro le gocce di cioccolato a pezzetti, con ovviamente dei trucchi per quanto riguarda le consistenze. Bene, se lo volete realizzare, guardate questo video. Salve a tutti amici, benvenuti nel mio angolo di pasticceria. Oggi realizzeremo il cosiddetto sanguinaccio di carnevale, il sanguinaccio ovviamente non fatto più con il sangue di maiale, c'è ancora chi lo fa con sangue di maiale, però onestamente a me con il sangue di maiale non mi piace perché la vedo una cosa abbastanza già purtroppo l'uccisione del maiale è una cosa crudelissima che avviene ovviamente come tutti gli animali purtroppo, anche perché non si ha più il consenso sanitario per fare il sanguinaccio con il sangue di maiale. Comunque andiamo a fare questo sanguinaccio, questa doppia cioccolata, andiamo a fare questa cottura manualmente sul fuoco, tipo cottura crema pasticcera, e poi andiamo ad inserire la copertura cioccolato fondente al raffreddamento e poi dopo raffreddato il sanguinaccio andiamo a inserire gli aromi e le gocce di cioccolato. Una magia unica. Mi raccomando, andate a guardare il mio video delle chiacchiere, adesso compare il link per vederlo, per realizzare le chiacchiere napoletane in casa completamente a mano. Andiamo a vedere questa magnifica ricetta. Allora, questa ricetta per sanguinaccio di cioccolato è una dose per circa 1 chilo di sanguinaccio finito. Abbiamo 500 ml di latte fresco, 300 g di zucchero, 100 g di cacao amaro, 30 g di amido di riso o altri amidi, anche farina 00, l'ho fatta io qualche volta con la farina 00, è venuto bene. Se avete solo farina 00 potete fare, 150 g di cioccolato fondente a pezzi, aroma vaniglia liquida un cucchiaino oppure vanillina, cannella sempre se piace un pizzico in polvere oppure liquida pochissime gocce assaggiate sempre man mano. Poi abbiamo le gocce di cioccolato per finire, 60-70 grammi sempre a vostro piacimento. Come vi dicevo, come amido va bene anche la farina 00, mi è capitato in passato di farlo con la farina 00 e effettivamente è venuto bene. E poi se occorre lo sciroppo di zucchero al 50%, cioè 100 g di acqua e 50% di zucchero, 50 grammi. Adesso saranno tutti gli ingredienti, vedete latte, lo zucchero semolato, abbiamo il cacao amaro in polvere, abbiamo l'amido di riso in polvere, potete sostituire con qualsiasi altro amido o addirittura farina 00 debole, scaglie di cioccolato fondente, se avete anche degli scarti di cioccolato fondente, io ho usato pezzo di cioccolato fondente classico, gocce di cioccolato, gocce di cannella liquida e vaniglia liquida, estratto di vaniglia liquida, e andiamo per prima cosa a mettere lo zucchero nella pentola. Ecco, faccio vedere come metto lo zucchero nella pentola. Andiamo a mettere tutte le polveri, mettiamo anche cacao amaro e l'amido di riso in polvere o altri amidi che avete usato. Ecco, e iniziamo a girare. Io uso questa cucchiaia di legno ben spessa e dal fondo piatto, dal finale della pentola, del cucchiaio è ben piatto, così posso raschiare il fondo dopo in cottura.
e vado a mischiare le polveri in modo tale da ottenere tutto, diciamo, la parte sabbiosa, tra virgolette, in modo omogeneo. Adesso andiamo a mettere il latte man mano, vedete, senza crearci problemi di grumi, perché dopo andremo a passare all'interno il mini primer, quindi siamo tranquilli che non abbiamo grumi nel sanguinaccio. Ecco, vado a mettere tutto il latte, faccio giusto una girata con il cucchiaio di legno, vedete, ben grande, il mio cucchiaio di legno, anche se si presentano ovviamente giustamente, se non facendo la pastella quella dura e poi la andiamo a allungare con il latte, abbiamo dei piccoli grumi, noi andiamo a mettere direttamente, dopo girato ovviamente per bene sotto, in modo tale che non rimangono le polveri attaccate sotto la pentola. Ad un certo punto vado a mettere il mini primer, ecco, tolgo il cucchiaio di legno, tolgo tutti gli eventuali pezzi, ecco, e vado a mettere il frullatore a immersione e distruggo tutti gli eventuali grumi o particelle che giustamente possono essere sempre presenti, perché il cacao amaro ovviamente è una parte molto molto magra e dura. Mi tolgo tutti il pensiero, come diciamo a Napoli, mi tolgo il pensiero, mi levo pensiero e passo il mini primer per stare tranquillo. Ecco, vedete, faccio giusto un paio di minuti di giro di frullatore a immersione e vado a girare un altro poco con il cucchiaio di legno e accendo sotto la fiamma. Vedete, passo a fiamma minima ovviamente, così siamo tranquilli che non si ha una cottura improvvisa e forte e si attacca sotto ovviamente alla pentola, e di tanto in tanto vado a girare. Facciamo sempre attenzione che non si attacca sotto. Vedete, inizia a fumare il composto, vuol dire che siamo già sui 55-60 gradi. Ovviamente in inverno fuma prima perché il contrasto di temperatura. Facciamo sempre attenzione che non si attacca sotto. Infatti io ho preso un cucchiaio di legno a base piatta, così sono sicuro che non si attacca sotto. In effetti tutta la cottura durerà sui 20-25 minuti. Vado a girare sempre di tanto in tanto. Ogni tanto una pausa di 50 secondi si può prendere pure. E giriamo continuamente. Vediamo che già sul fondo sentiamo con il cucchiaio di legno che inizia a prendere cottura la parte bassa, ovviamente, dove sta la fiamma, e a questo punto dobbiamo girare continuamente per evitare che poi si presentino grumi all'interno del sanguinaccio. Diciamo che già però con l'aiuto dei mini primer abbiamo già emulsionato per bene tutto il composto, quindi siamo già sicuri che verrà un sanguinaccio liscio, sempre stando attenti ovviamente alla cottura e a girare continuamente. Vediamo che adesso inizia a cuocere da sotto, infatti alzo la cucchiaia di legno per farvi vedere, vedete?
e continuiamo la cottura. Adesso è un momento abbastanza importante, perché se non prestiamo attenzione in questo momento giriamo sempre. Non è importante lo stesso verso, però è importante continuare sempre a girare. Vedete come inizia ad addensarsi sempre di più. Prima ho tastato con il dito per vedere la densità, ma effettivamente la cottura è completa quando inizia una specie di bollore centrale, non laterale. Vedete come adesso inizia ad essere corposo. A questo punto vado a girare con un po' più energia, perché anche se si presentano grumi non è un problema, perché dopo vi faccio vedere all'atto della cottura completa che facciamo, e si evita anche la probabilità di grumi. Adesso potete girare, cioè dovete girare con energia, grattando bene il fondo. Ovviamente abbiamo già fiamma bassa, quindi non è un problema di cottura veloce. Vedete come già è denso. Adesso è quasi pronto, ce ne accorgeremo dal fondo che dovrà essere asciutto. A questa temperatura il cioccolato ha tutto un altro sapore, perché arriva a cottura, quindi ha il sapore di cioccolato cotto e ha un sapore molto molto intenso e particolare. Ecco, come vediamo il composto si è cotto, ve ne accorgete dal fatto che si è addensato completamente e anche sul fondo inizia ad essere asciutto. E vado a mettere, vedete a questo punto, guardate, si vede proprio sul fondo, è asciutto. Quando vado a girare vedete come è denso. Anche quando vado a girare si vede il fondo sotto, vedete? Vuol dire che il composto è cotto. Vedete che si presenta qualche piccolo granellino, vado a spegnere ovviamente. Vado a girare di tanto in tanto per il raffreddamento e poi a un certo punto vado a inserire, metto prima la frusta, vedete sul fondo vi faccio vedere come è asciutto il composto. Ecco, vado a girare continuamente e adesso a questo punto vado a mettere la frusta. Ovviamente il composto dopo 4-5 minuti si è assestato un poco, prima che si raffredda, diciamo, oltre, cioè meno i 50 gradi, vado a passare il frustino a mano. Ecco, in questo modo vado a togliere tutti i pezzettini che possono sembrare grumi, ma in effetti sono pezzettini di sanguinaccio, diciamo, che si è cotto prima. Così vado a fare, vedete, si è sciolto tutto, praticamente come la crema pasticcera, è normale, e vado a inserire il cioccolato fondente a pezzi. Come vi dicevo, il cioccolato fondente, posso usare qualsiasi tipo di cioccolato fondente, anche i residui di qualcosa che avete come cioccolato va bene, perché non è che ci vuole un cioccolato, diciamo, particolarmente. È logico che se abbiamo un cioccolato di qualità comunque avremmo un cioccolato, un sanguinaccio con il sapore di qualità. Vedete, si è raffinato per bene tutto il sanguinaccio, guardate che spettacolo.
Abbiamo un sanguinaccio liscio, lucido. Guardate, siamo quasi sul raffreddamento completo. Guardate che spettacolo. Vado a girare continuamente con la frusta al fine di raffinare il tutto, ancora composto, diciamo, non raffreddato completamente, altrimenti non si tolgono più. Comunque abbiamo avuto un sanguinaccio perfettamente liscio e lo vado a mettere in una terrina di vetro per il raffreddamento completo. Vado a girare di tanto in tanto con un cucchiaio. Ecco, vedete? Io ho rischiato perché sono andato a prendere un po' una terrina troppo, vedete la fluidità del sanguinaccio, che bello. Sono andato a prendere una terrina troppo piccola, eccolo, guardate. Vado a girare di tanto in tanto per il completo raffreddamento e poi dopo vado a mettere in questo caso io uso un coperchio di plastica perché per non mettere la pellicola che si attacca completamente al sanguinaccio, vedete, vado a chiudere in questo modo fino al totale raffreddamento e poi lo passerò in frigorifero. Adesso il giorno dopo, qua si vede che è più anche più illuminata la scena. Vado a prendere il sanguinaccio ben raffreddato, girato e tutto quanto. Guardate che spettacolo, vedete? Ovviamente, come dico sempre, anche altre volte l'ho fatto e l'ho detto con la crema per i profiterol, la glassa per i profiterol. In tal caso dovrebbe risultare che il sanguinaccio sia troppo denso, meglio denso che troppo molle, si va ad aggiungere uno sciroppo con al 50% di zucchero, non c'è bisogno di cuocerlo sul fuoco, uno sciroppo tipo, per farvi capire, 100 grammi di acqua e 50 grammi di zucchero, cioè al 50%. Vedete, adesso vi faccio vedere se il sanguinaccio vi risulta troppo denso. Vado ad aggiungere questo sciroppo non necessariamente cotto sul fuoco, ma semplicemente 100 grammi di acqua, per esempio, e 50 grammi di zucchero, e lo aggiungete al sanguinaccio, vedete, a poco, a densità, diciamo, desiderata del sanguinaccio. Se risulta troppo denso, si può benissimamente, come vedete, il mio benissimamente è sacro, potete metterlo all'interno del sanguinaccio, vedete, e portate a densità desiderata. Parecchie persone mi hanno chiesto come mai, per esempio, mi è venuto troppo denso. In questo caso potete fare questo sciroppo, come vi dicevo, non necessariamente sul fuoco cotto, un semplice sciroppo di acqua e zucchero al 50% di zucchero, e ammorbidite sia la glassa per i profiterol sia il sanguinaccio in questo caso per portarlo a densità desiderata. Vedete? Con la dose indicata da me, con tutti gli ingredienti, non ci dovrebbero essere problemi di densità. In tal caso avete problemi di densità, che sia troppo duro, meglio sempre duro, ve l'ho detto, c'è molto denso che troppo molle. Quando è troppo molle purtroppo non si può fare niente. Invece quando risulta più denso, basta fare quello sciroppo di acqua e zucchero e si porta a morbidezza desiderata. Guardate che spettacolo, bello lucido, un sanguinaccio completamente liscio e molto saporito. Adesso andiamo a inserire al raffreddamento ovviamente completo, andiamo a inserire la cannella e andiamo a girare. Io ho utilizzato cannella liquida, gli aromi si utilizzano a freddo, cioè a sanguinaccio freddo, altrimenti se andiamo a mettere gli aromi a caldo evaporano, quindi non abbiamo quel gusto effettivo definitivo, diciamo così.
E adesso andiamo a inserire anche le gocce di cioccolato, sempre a freddo, ovviamente, se vi piacciono, altrimenti le potete anche non mettere. C'è chi mette anche i cubetti di zucca bianchi, ma personalmente non mi piacciono. E andiamo a girare. Ovviamente le gocce le mettiamo a nostro piacimento a livello di quantità. Io ne ho messo proprio 2 e 2, giusto per avere una goccia di cioccolato, una tantum, ogni volta che andremo a mangiare il nostro sanguinaccio, non proprio strapieno. E poi andiamo a fare la più grande associazione carnevalesca di chiacchiere e sanguinaccio. Ragazzi, mi raccomando, se vi è piaciuto questo video lasciate un bellissimo like, iscrivetevi al mio canale, seguitemi sempre sui social, Facebook e Instagram. Ragazzi, un bacio a tutti, alla prossima ricetta.